tornando alla normalità nel comune di Rivignano Teor, dopo la piena del fiume Taglio che è esondato nella serata di ieri nella periferia est del capoluogo, sott'acqua diversi quartieri e viabilità in tilt. Chiusa la provinciale che collega Flambro tra l'area artigianale e la frazione di Sivigliano per allagamento. Oltre 20 volontari che hanno operato fino alle 2 di questa notte per liberare scantinati e garage con l'ausilio di tutti i mezzi a disposizione. A visionare minuto per minuto l'evolversi della situazione anche il sindaco Mario Anzil e l'assessore Andrea Pertoldeo. Oltre 100 quintali di sabbia caricati nei sacchetti sono stati distribuiti per riparare le abitazioni da eventuali ritorni di piena. Una situazione critica che ha messo in luce come la locale protezione civile sia in grado di intervenire celermente nei luoghi colpiti dalle calamità. Anche le opere idrauliche realizzate, quelle in fase di completamento, hanno messo in risalto la loro utilità, che hanno ammortizzato in larga parte l'alluvione. Nelle prossime ore la prima stima dei danni, che porterà di certo alla richiesta di stato di calamità naturale. Purtroppo la situazione non pare migliorare, visto che lo Stella e il Taglio hanno già ripreso a esondare nella campagna, ma al momento tutto sotto controllo. Infine alle 3 di questa notte è transitata, senza lasciare per fortuna il segno, la piena del tagliamento alla Tisana, dove l'idrometro ha segnato quota 9 metri, ampiamente sotto il livello di guardia. Signor Sindaco, facciamo un attimo il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo. Sappiamo che anche questa zona è stata colpita flagellata dai vari temporali, ma sta di fatto che insomma le opere di prevenzione hanno funzionato. Beh sì, noi come è noto siamo nella zona delle risorgive, un territorio molto ricco di acqua e quindi siamo abituati alle esondazioni dei fiumi ogni qualvolta le piogge superano l'ordinario. Anche questa volta ha piovuto molto, l'emergenza peraltro non è ancora finita, tuttavia la situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dai volontari della protezione civile che anche adesso sono in giro a controllare il territorio. Ecco, massima prevenzione proprio perché i cittadini ci tengono, soprattutto voi siete in prima fila in questi casi. Sì, possiamo contare su una squadra di protezione civile, quella di Rivignano Teor, molto preparata, numerosa, tanti volontari giovani che con entusiasmo si danno da fare proprio per prevenire i rischi connessi al maltempo. È chiaro che poi se piove più del dovuto, insomma, i miracoli non li possono fare neanche loro. Torniamo indietro di una settimana alla Fiera dei Santi, è stata un'edizione record. Beh sì, allora non pioveva, anzi il clima era addirittura primaverile e questo certamente ha favorito un afflusso di persone come non era mai accaduto in passato. È stata sicuramente l'edizione che ha avuto maggior successo di pubblico, ma non solo di pubblico, anche di contenuti, e poi oltre a tutti gli spettacoli c'è anche quello spirito che caratterizza e contraddistingue la nostra fiera rispetto a tante altre manifestazioni, quell'anima che è rappresentata dalle tante persone, le centinaia di persone qui del posto e di fuori che lavorano volontariamente per il successo della manifestazione. Senta, si dice che in tempi di spending review è molto difficile organizzare questi eventi perché i comuni non hanno disponibilità economica e via dicendo. Però il vostro invece dimostra che con poco si può fare tanto. Certo, anche perché dove tanti volontari con il loro lavoro sopperiscono alla mancanza di risorse e immaginando sempre idee nuove per riuscire a fare le cose anche con pochi soldi, è possibile continuare, e quest'anno la manifestazione è stata anche più ricca del solito, con manifestazioni più numerose, anche perché la fiera stessa ha delle entrate e con queste entrate riusciamo a coprire pressoché tutte le spese, quindi è una fiera che alle casse del comune costa poco o nulla. Che fine anno sarà per Rivignano Teor? Beh, fine anno il nuovo comune di Rivignano Teor, che è nato il 1° gennaio di quest'anno, compierà il suo primo anno di vita. Lo scorso anno abbiamo festeggiato la nascita del nuovo comune in piazza e già diversi propongono di replicare anche quest'anno questa manifestazione per brindare al primo compleanno del nuovo comune di Rivignano Teor, proprio la notte di Capodanno, e quindi molto probabilmente anche quest'anno in piazza ci sarà qualche iniziativa. Ci stiamo riflettendo e insieme alle associazioni stiamo lavorando per preparare qualcosa. Poi sappiamo che la piazza è l'Agorà, dunque...
Sì, è un luogo di ritrovo, la piazza di Rivignano è molto spaziosa e ampia e si presta certamente a essere un punto di incontro delle persone, un punto in cui le manifestazioni riescono bene. Assessore Piantoni, quest'oggi inizia, per chi sta registrando, ma per gli altri è già andata in onda, insomma, questa puntata X della stagione teatrale 2014-15 a Rivignano. Esatto, sì, stasera diamo inizio alla stagione teatrale con uno splendido spettacolo. In realtà abbiamo praticamente già esaurito i biglietti e si tratta dello spettacolo Dudiri di Ve dei Trigeminus, che sono molto seguiti e quindi appunto abbiamo già in prenotazione esaurito i biglietti. Ecco, teatro è sinonimo di successo anche da queste parti. Sì, la nostra stagione teatrale fortunatamente ha sempre avuto parecchio successo e anche quest'anno tra l'altro abbiamo alzato un po' il livello degli spettacoli e ci auguriamo appunto che questa cosa sia apprezzata. Generalmente riusciamo a fare il pieno abbastanza tutte le sere. Cosa bolle in pentola invece oltre al teatro? Ma al momento abbiamo alcune iniziative in biblioteca che sono già partite e abbiamo fino all'Epifania in mostra i mosaici che sono stati esposti durante la Fiera dei Santi e poi stiamo valutando alcune cose per quello che riguarda la cultura, per quello che riguarda la musica, vediamo un attimino di portare qualcosa di nuovo. Senta, i Santi per lei è stato un battesimo del fuoco, possiamo dire, nel senso che in questa nuova veste si vede bene o si vede male l'attività politica sul territorio? Ma io sono stata molto soddisfatta dell'esperienza e devo dire la verità, come tutti hanno sentito, c'è stata una grandissima collaborazione che io dal di fuori finora non avevo mai percepito e ho apprezzato molto invece in questo momento. E anche da parte dell'amministrazione c'è stato un bel lavoro di squadra e devo dire che l'esperienza è stata molto positiva. Senta, per chi suona la campana? Perché è venuto spontaneo, no? Sottofondo. Ma? Tutto da vedere, insomma, sta di fatto che a livello culturale non siete fermi, anzi raddoppiate adesso, no? Ma se possiamo, certo, cerchiamo di mantenere vive le tradizioni dei due vecchi comuni e di unirle in quello che è il nuovo comune, arricchendo entrambe le popolazioni. Ecco, per non essere ripetitivi rispetto alla domanda dell'altra volta, l'ho detto, quest'anno c'è stata la possibilità, no, di scoprire ancora meglio il territorio, perché Rivignano e Teò sono fusi da un anno, come ha detto anche il sindaco, a Capodanno ci sarà il primo anno, dunque si spegne la prima candelina ufficialmente, però questo territorio insomma negli anni e nei secoli ha sempre collaborato. Certo, sì, innanzitutto c'è sempre stata un certo feeling fra i due paesi e negli ultimi anni già c'era stata l'unione dei comuni insieme anche al comune di Pocenia che poi lentamente si è tramutata in quello che è stata l'unione definitiva dei due comuni di Teor e Rivignano. Tra l'altro io essendo originaria di Teor mi sento rappresentante al meglio di questo nuovo comune, perché ora abito a Rivignano.